La docente agrigentina Antonella Rizzopinna è il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto Professionale per l'Industria ed Artigianato Guglielmo Marconi di Favara. In mattinata la neopreside nell'aula magna dell'Istituto di Viale Che Guevara ha incontrato i docenti della scuola. La professoressa Rizzopinna è al suo primo incarico da dirigente, avendo superato il concorso ministeriale svoltosi nel 2011 e proviene dal liceo scientifico Ettore Majorana di Agrigento, dove ha insegnato per diversi anni. Iniziare a lavorare con un istituto professionale che ha operato sempre in modo positivo sul territorio, ritengo che sia qualcosa da accettare con gioia e con enorme volontà di fare bene. La scuola, come voi sapete, è una scuola abbastanza complessa che si articola su diverse sedi e spero di poter lavorare con la collaborazione di tutto un corpo docente sicuramente valido nel bene degli studenti, che sono sempre il nostro punto di riferimento essenziale. Nonostante il poco tempo trascorso dal suo insediamento, il dirigente scolastico ha ben chiaro il quadro delle emergenze dell'istituto, prima fra tutte quello della sede distaccata di Canicattì, dove si prospettano i doppi turni di lezione per gli studenti. Le emergenze che ho trovato sono molteplici, devo dire, perché la scuola, come dicevo un attimo fa, è complessa. Le sedi sono su Racalmuto, su Canicattì e su Favara. Canicattì ha anche un istituto agrario che è annesso all'istituto, al professionale, quindi è necessario che ci sia una collaborazione. Una delle problematiche da affrontare immediatamente è l'ubicazione della sede del professionale di Canicattì, che momentaneamente è stato destinato all'utilizzo nei turni pomeridiani del liceo scientifico di Canicattì, con la disponibilità, e per questo ringrazio la dirigente scolastica dell'istituto del liceo scientifico di Canicattì. Però sarà necessario affrontare e risolvere in tempi brevi, e vedremo di mettere tutto l'impegno possibile per trovare una soluzione sicuramente più adeguata alle esigenze dei ragazzi.